Prima di risolvere questa benedetta cervicalgia che mi portavo da anni, 5 anni, avevo provato veramente ogni cosa. Reiki, agopuntura, differenti diete, differenti modi di far fisioterapia, fisioterapia manuale, fisioterapia solo esercizi, cercare di dormire meglio, meditazione. Avevo provato veramente tanto a meditare, eppure il dolore alla cervicale continuava. Ho iniziato a fare yoga, a quel punto riuscivo a mantenere un dolore abbastanza basso, su 0 su 10 arrivava a 4-5 se continuavo a fare yoga, se continuavo a muovermi attraverso appunto gli esercizi dello yoga, ma quando era in ufficio iniziava di nuovo a bombardarmi di dolore, di contrazione. Quindi ho pensato ci doveva essere qualcos'altro, ci doveva essere qualcosa dentro il mio corpo che non andava bene. Ho continuato quindi con massaggi uno al mese, poi uno ogni 2 settimane, poi una settimana. Niente, neanche questo. Fin quando non ho capito attraverso uno dei libri del dottor Sarno, che oggi insomma la mia filosofia di terapia è mirata centralmente a questo, che stavo reprimendo tante emozioni. Il mio corpo aveva paura di fare qualsiasi cosa che andava oltre quello che ero capace di fare, che ero abituato a fare. Ma stiamo parlando di oltre, parliamo di emotività, non parliamo di quanta capacità fisica io avessi per raggiungere degli obiettivi. Esempio, potevo fare qualsiasi cosa, una camminata in montagna, una camminata al mare, non era un problema, il problema era che stavo reprimendo ancora troppe emozioni. In particolare la paura dentro di me, l'ansia dentro di me era ai massimi livelli. Questo è quello che io oggi consiglio di fare. Non fare ulteriori terapie perché stai andando semplicemente a ribadire dentro il tuo corpo, al tuo corpo, che sei da aggiustare. In realtà non sei da aggiustare anche se hai cervicalgia da anni e ti hanno detto che hai un'ernia C5, C6, ti hanno detto che hai delle artrosi, ti hanno detto che è la tua postura. Nulla di questo è vero nella maggior parte dei casi, soprattutto nel mio caso. Non era così, io posso testimoniare almeno il mio caso, ma posso dirti decine e decine di altri casi di questo genere. Quindi basta terapie, cerchiamo di capire qual è il centro del dolore.